Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti all'ultima puntata del 2020 di Tintoria. Di nuovo live, l'ospite di questa puntata è Roberto D'Ambrosio. Ciao a tutti. Torna di nuovo a co-condurre Stefano Rapone, ormai resident co-host. Ciao. Stavamo parlando di dadi di Dungeons and Dragons e di cosa avremmo fatto a Capodanno, però forse io inizierei presentando Roberto. Io inizio tutte le puntate dicendo come ho conosciuto l'ospite. Allora, io non mi ricordo la serata esatta in cui io e te ci siamo conosciuti, però sarà stata una serata di stand-up comedy in cui tu eri venuto a vedere Martina e mi esibivo anche io con Stefano, così mi sbilancio. Forse già un Oppio Caffè. Sì, sicuramente l'Oppio Caffè, perché è stato uno dei primi posti in cui ho incontrato voi. Sì, secondo me sì. Sì, probabile. Io comunque sono qui insieme a Roberto per sfatare questo mito per l'ultima volta che siamo la stessa persona. In realtà siamo due persone distinte, nonostante abbiamo entrambi la barba e sul profilo di Martina spesso ci scambiano per la stessa persona. Sì. Sul profilo di Martina mi scambiano spesso per Gattano anche. Anche, esatto. Vedi? Anche a me qualche volta. Perché siete la stessa persona. Nel mio cuore siete tre facce della stessa medaglia a tre facce. Lo stesso dado, esatto. Tre facce dello stesso dado tedeschi, che salutiamo. Esatto. Con cui c'è stata una riconciliazione ufficiale, ci siamo sentiti in privato, io e Dado. Nel podcast avevamo detto che io e Dado avevamo avuto un momento di scambio pubblico, non so Roberto se sai che lui in un post... Sì, ti fece da hater. Mi diede dello scarso, che ha fatto molto ridere, però poi ne avevo parlato nel podcast, lui mi ha scritto, ha detto ovviamente non penso essere scarso, ho detto guarda figurati, mi ha fatto ridere, non me la sono presa, però mi ha fatto piacere sentire Dado, che salutiamo. E quindi ci siamo conosciuti sicuramente a una serata di stand-up e Roberto ha questa caratteristica, che ti abbiamo detto un sacco di volte, che fa molto ridere, che tu vieni alle serate di stand-up e, complice il fatto che ci hai visti miliardi di volte, hai visto tutta la scena romana, se non altro miliardi di volte, e comunque sei pure un autore comico, quindi di spettacoli ne hai visti tanti, non ridi mai, proprio non ridi mai, è una cosa straordinaria. Poi uno ti conosce e dice vabbè, è una persona simpatica, divertente, che capisce le battute, però tu sei questa figura che sta seduto là con una faccia mortificata. Sì, quasi a disagio, ma in realtà non me ne accorgo che non rido, cioè io credo di ridere tantissimo e poi ogni volta mi dicono questa cosa, quindi non so, un problema. Infatti mi faccio mettere dietro di solito. Non ti capita mai di sganasciarti a uno spettacolo? Cioè che sei proprio là io credo di sì, però no, dal di fuori non sembra mai a nessuno questa cosa. Ma sì, qualche volta capita, dai, io l'ho visto qualche volta che ridevo. Oh, vedi. Anche quando mi esibivo io, mi sa. In momenti molto brevi, però comunque c'era la risata, quindi ogni tanto sfatiamo questa cosa. Sfatiamo questo mito. Senti, sei un pokerista? Questa è una domanda molto profonda che mi è venuta in mente solo adesso, perché mi viene da pensare che tu possa avere una poker face importante. Sì. Però no, non ho mai giocato a poker, sono lontanissimo proprio dai giochi di carte in generale, non ho i genitori che giocavano a carte, sai che magari figli... Certo, come le sigarette. Senti, allora non sei un pokerista, ma sei un autore comico, questo per concludere la presentazione, e che hai recentemente, insieme a tuo fratello, scritto un libro che si chiama Il libro delle giornate di merda, che se hai là, ti chiedo di, come diciamo prima, sventolare, bellissimo, che io ho ordinato su Amazon, ma non mi è ancora arrivato, quindi lo devo far sventolare all'ospite. E che però insomma ho avuto modo, adesso non diciamo come, di leggere alcune pagine e fa molto ridere. È una raccolta di tutti i giorni dell'anno, quindi l'uscita non è casuale a ridosso di Capodanno, e per ogni giorno dell'anno è una giornata di merda descritta brevemente in battute brevi e divertenti. Allora, la cosa che ti volevo chiedere è come vi è venuto in mente di scrivere un libro e come vi è venuto in mente di scrivere un libro così? Allora, mio fratello, che ha 8 anni più di me e fa l'attore, il comico, quest'anno, diciamo, come tutti noi, forse ve ne sarete accorti, non se l'è passata benissimo dal punto di vista lavorativo. E quindi ha detto, ma perché non facciamo un libro che non ha bisogno di pubblico e di qualcosa di... insomma.
E questa idea qua ci è venuta così, parlandone, e abbiamo detto, ma sì, abbiamo vagliato un po' di ipotesi su che libro fare. Volevamo fare una cosa, ovviamente non un romanzo, qualcosa di umoristico che fosse, insomma, abbastanza fruibile e anche, diciamo, vendibile, insomma, strizzando un occhio anche al marketing, Sì. perché no? E solo che questa idea qua ci è venuta a novembre. Quindi Novembre di dopo... quest'anno, cioè il mese Sì, scorso. sì, esatto. Ma quindi è fuoco cotto e mangiato, cioè, perché Sì. comunque sono tantissime pagine di libro, quindi... infatti Mi abbiamo detto, sbilancio, non facciamo... l'ho letto tutto, ma sono 365 pagine. Sì, perché ci sono proprio... il concept del libro è proprio un giorno, come dicevi tu, ogni giorno ha la sua giornata, insomma, scusate il gioco di parole. E quindi, insomma, ci è venuta a novembre questa idea. Avevamo fatto un breve calcolo: per scrivere 365 pagine dovevamo ideare 20 pagine a testa per 10 giorni, quindi ottenendo così 400 pagine e riuscendo ad arrivare a pubblicarlo il 1° dicembre, perché questa idea ci è venuta praticamente una quindicina di giorni prima tipo il 15 di novembre. E così ci siamo messi d'impegno, non abbiamo fatto altro per 10 giorni, abbiamo scritto questa cosa. Avevamo paura di non riuscire, e invece poi alla fine siamo riusciti. Ce ne sono alcune più belle, altre meno belle. Alcune io chiaramente non ho avuto modo di leggerle tutte, però alcune fanno molto ridere, Sì, questo sì. lo dico perché è vero. E questo è già tanto, perché noi, insomma, c'era il rischio, abbiamo detto, vai, proviamoci, poi se fa schifo non lo pubblichiamo. Poi in realtà abbiamo detto, vabbè, anche se fa schifo lo pubblichiamo. Tanto poi alla fine, uno dopo che l'ha comprato... Invece no, però ci stanno dicendo che insomma, pare non stiamo fregando troppo le persone, sembra una cosa... No, poi purtroppo il Natale è passato, però il regalo di Natale è ideale. In realtà è un regalo che di tutti i giorni, È un perché regalo di tutti i giorni, anche di comunque... compleanno, sì, non è strettamente natalizio, però dico di Natale perché adesso è appena passato il Natale. Però è un bellissimo regalo, cioè nel senso, se uno deve pensare a che cosa posso regalare, regala quel libro, uno se lo sfoglia, lo può leggere in qualsiasi momento. Quello è un libro che se tu metti in bagno ci sta preciso, se lo metti sul comodino, dove lo metti sta, perché lo prendi, lo sfogli, ti fai 2 risate e vai avanti. Quindi in realtà l'idea è buona e il prodotto è riuscito, quindi complimenti. Potreste anche renderlo calendario, nel senso che tu Infatti, guarda, metti ogni... noi avevamo pensato anche a una cosa così, però proprio per il tipo di prodotto che è nato e è uscito immediatamente, ovviamente non potevamo né rivolgerci a una casa editrice e né fare troppo, cioè abbiamo fatto tutto noi, né trovare persone che ci facessero impaginazioni particolari o cose strane. Quindi abbiamo fatto proprio la cosa più semplice, manca la copertina, infatti molto semplice. Chi l'ha fatta quella? Eh, Fatto, no? sì, allora il disegno, come si fa? C'è un disegno sotto, Sì. che è stato fatto da una ragazza che di lavoro fa la ballerina, però le piace molto disegnare, quindi ha fatto questo disegno carino. Vabbè, ovviamente un richiamo alle giornate di merda, c'è un omino che passa sotto una scala, una banana, un gatto nero. Molto semplice, il titolo è proprio fatto io, grosso, sopra una pagina di tipo Paint, così. E basta, l'abbiamo caricato su Amazon, che era il modo più semplice per farlo uscire velocemente. Chi l'avete fatto stampare? Cioè, come l'avete autoprodotto? Abbiamo autoprodotto, cioè Amazon ti dà la possibilità di autoprodurti, quindi Ok. fai tutto quindi con loro. te lo stampano loro in pratica, cioè loro... Lo stampano cioè, loro, sì. vedi, Nel momento comodo. in cui tu ordini una copia, loro te la stampano e te la inviano. Incredibile. Guarda, Bellissimo. Amazon dice come mai sono miliardari? Perché hanno cannibalizzato qualsiasi tipo di mercato, anche la creazione fisica di libri. Pazzesco. Che però forse era anche il loro primo business, quello della vendita dei libri, quindi ci sta che si siano sviluppati. Amazon non è nato come cosa che vendeva che distribuiva libri? No, non lo No. so.
Non No, so. io ero convinto di sì. Guarda, vedi, pensavo che mi avesse detto, certo Daniele, come fai a non sapere questa cosa? Invece non No, la no, sapete io neanche voi. ho detto no perché non la sapevo, ma magari è come, cioè, è molto probabile che sia, se tu la sai, che sia come Ma dici tu. una domanda, ma come vi siete divisi? Cioè, le cose che io leggo sul libro, come faccio? Cioè, sono Eh, mischiate oppure sono la prima metà la tua, la seconda di tuo fratello? Bella domanda. Ovviamente si può dire chi è di chi. No, noi facevamo appunto queste 20 pagine a testa, quindi di più di quelle che... E poi ce le scambiavamo, quindi io mandavo le mie a lui mandava le sue a me, e poi le sceglievamo, cioè sceglievamo Ok, le più belle. Dove c'erano dei dubbi, le sistemavamo. Quindi se io ho scritto una cosa che secondo lui era bruttina, cercavamo di... però magari c'era un barlume di comicità, si cercava di migliorarla insieme, quindi cioè, succedeva magari sia che io migliorassi le sue, sia che lui migliorasse le mie, e così insomma, di modo da fare un prodotto anche magari di renderle più o meno simili nel linguaggio comico, cioè non fare troppo delle cose troppo diverse per Giusto. mantenere una linea, diciamo. Poi non so se questo voi, tu forse Stefano, che ce l'hai da più tempo, magari l'hai letto e sai se siamo riusciti in questo intento non l'ho ancora finito perché volevo leggerlo una al o giorno. due al giorno, però adesso sono venuto qua, non sono riuscito a finirlo. Ma ti volevo chiedere, qual è la tua preferita tra quelle che sono uscite? Ma guarda, a me ce n'è una sul rap, non so se l'hai letta, Qual era? su Sì, un, sì, che è dentro gennaio. dovrebbe essere verso l'inizio. Vediamo se la riesco a recuperare. Allora, beh, adesso ve la leggo. Dai, così lo apro, ne leggo qualcuna col tuo permesso. Sì, sì. Va Io non bene. la trovo. Questo succederà molto velocemente perché dovete sapere che il mio computer, quando ha aperto StreamYard, ha solo aperto StreamYard. Tutte le altre attività del mio computer sono fortemente rimaneggiate perché, come sanno i follower di Tintoria, lavoro su un vecchio MacBook portatile che non è stato fatto né per fare streaming né per fare montaggio video e quindi è arrivato al capolinea, è il momento di cambiarlo. Sto comprando un computer fisso a pezzi, l'ultimo li ho presi quasi tutti in realtà i pezzi, anche col supporto di alcune persone che hanno fatto delle ricariche PayPal che si trovano sulla mia pagina YouTube dei pazzi scatenati, però manca un pezzo che arriva il 20 gennaio, tipo, quindi fino al 20 gennaio sto ancora su questo computer che adesso sta per l'appunto zoppicando verso alcune storie che mi hai mandato, no, possiamo pure dire che me le mandate tutte perché te l'ho chiesto e tu hai detto guarda te le mando, tanto il libro l'ho comprato, quindi l'obiettivo iniziale era raggiunto, diciamo. Esatto, è l'11 gennaio quella che mi piaceva. Eccola, adesso ci vado subito. Ta, ta, ta. Vi piace questo? Allora, una cosa che amo di Tintoria sono questi momenti qui. Forse conviene che la leggi tu, Roberto, visto che c'è il libro in No, mano. No. No, Come la no? leggo io, la no, leggo io. no, è brutto. È brutto che la leggi tu, dici. Sì, cioè sono una persona inespressiva. Vabbè, pure io. Sto io qua apposta. È per quello che ci scambio. Ah. l'11 gennaio. Muore una persona che conoscevi, lo scrivono sui social. Tu vuoi lasciare il tuo messaggio di condoglianze, ma al posto di commentare RIP, il correttore ti fa scrivere RAP e non te ne accorgi. Subito dopo qualcuno posta una preghiera per il defunto e chiede di scrivere Amen. Tu ci provi, ma il correttore ti fa scrivere Eminem e sempre per distrazione non ci fai caso. Inizieranno ad arrivarti una serie di insulti e capirai il perché solo in tarda serata. Bellissimo. Da rip a rap mi è piaciuto, ma Amen Eminem, questa è una di quelle che mi aveva fatto più ridere. Ah, vedi, E meno male. quella subito dopo, che invece è molto più ermetica, 12 gennaio ti rapinano mentre sei sulla tazza in un gabinetto pubblico. Questa è bellissima perché già il dramma di stare sulla tazza in un gabinetto pubblico già è una giornata bruttissima. Già se stai seduto su un gabinetto pubblico e non stai passando per la giornata e ti rapinano. Stupendo. Leggine altre, leggine altre. Ne leggo un'altra Sì, altre due. dal mucchio, vediamo un po'. Perché
Ah, Quella questa di mi è molto oggi. piaciuta. 15 gennaio. Muore il tuo cantante non preferito. Tutto il giorno trasmettono le sue canzoni dappertutto. Allora. Oggi che succede? No, oggi ci metto 2 ore a scorrere fino ad oggi. Ah, vabbè, allora Poi questa rimane. cosa, tipo a noi ci hanno detto che molti, quando comprano il libro, la prima cosa che fanno è andare sulla data del proprio compleanno, Ah, Sì. io oppure delle date adesso con calma vado sulla mia data che ci metterò 2 ore. Però guarda, sto Ancora fa. spoilerando tutti, però questa la voglio leggere perché c'ero capitato già prima. 18 gennaio. Perché sono molto diverse, poi lo stile è lo stesso, però appunto alcune sono più lunghe, altre più corte. Vabbè, 18 gennaio. Passeggiando in coppia vi si avvicina un venditore di rose cingalese. Non gli dai tempo di aprir bocca che fai subito cenno di no con la testa e il dito. Lui cortesemente non insiste e chiede a un'altra coppia se accetta di ricevere in dono la sua azienda di rose che ha fatturato di 12 milioni di euro annui, dato che lui vorrebbe andare in pensione e non sa a chi darla. Loro accettano perché non sono coglioni come voi. Bellissimo. questa è una cosa che capita sovente. Questa è una Storia cosa vera. che ho E in capitato realtà spesso. loro vogliono venderti cioè vogliono donare le aziende e quindi rimangono con questo fardello. È che sono tutte belle, voglio leggere anche quest'altra. 19 gennaio. Tentando di tagliare il pane, ti accoltelli alla schiena. Non riuscirai mai a spiegarti come. Sono cose che possono capitare un po' a tutti. Tutti ne Allora, conosciamo una persona a cui è capitata una cosa del genere. Sì. esatto, esattamente. Tutti che si interrogano. Allora, sono ancora a febbraio. Adesso devo arrivare all'11 luglio, scusate. 11 luglio, così rivelo ai fan di Tintoria, ai follower di Tintoria, che è la data del mio compleanno. Comunque è stupendo. Adesso non voglio che tutta la puntata sia io che leggo il libro, anche se mi piacerebbe moltissimo se fosse così. Però fa ridere, cioè nel senso fa molto ridere. Complimenti perché, cioè, la paura che avrei io a scrivere un libro del genere è che l'idea è figa, però poi cioè, bisogna produrre cose di qualità, perché appunto cioè, adesso ne abbiamo letto un po' di giornate una dietro l'altra e fanno ridere, però poi in realtà se fossero poche quelle di qualità e tante quelle scadenti verrebbe subito a noi, invece così è una bomba perché poi sono brevi, però cioè, è un lavoraccio, bisogna saperlo fare e con i ritmi vostri è stato un lavoraccio. Sì, diciamo che era anche la nostra grossa paura, quindi non vi nego. Cioè, e tuttora ho sempre paura quando vedo delle stelline comparire su Amazon, che siano tipo una al posto di 5. Questa cosa, perché avevamo anche non considerato che poi su Amazon si possono lasciare le recensioni. E quindi... Che è la morte della comicità, qualcuno che ti può scrivere una recensione, il motivo per cui YouTube è una merda. Però su Anche perché Amazon poi non addirittura una essendo lì... stellina. Sì, cioè non essendo un libro fisico che magari tu sfogli in libreria e decidi se comprarlo, quindi già più o meno sei orientato. Su Amazon a volte compri quasi a scatola chiusa, cioè sì, c'è una descrizione, però non è che... Ma può capitare anche in mano a qualcuno che pensava di fosse una cosa, non dico seria, ma diversa. E quindi, insomma, boh. E poi avendolo autopubblicato, non c'è un confronto con nessuno se non con noi. Cioè, non abbiamo neanche avuto tempo di farlo leggere ad altri. No, certo, perché proprio è stato... Quindi l'abbiamo letto noi sperando che fosse innanzitutto in italiano e stop. Insomma, cioè, non avevamo un riscontro. Quindi... Allora, no, il riscontro sono io che veramente sono come un bambino che scorro tra queste cose. 11 luglio, un cane ti abbaia contro. Uno degli abbai ti sembra una bestemmia. Scrivi su Google, cane può bestemmiare, e trova una serie di spiegazioni che inizi a seguire finendo a leggere strane teorie secondo le quali staresti per morire. Passi la notte con gli occhi sbarrati a sudare freddo. Storia verissima questa. Sì. Sì. Bellissimo. Pare che i cani possano bestemmiare, tra l'altro, cercando su Google. Sì. Ah no, Però io per forse ho loro visto un cane lupo la che fa... Però la bestemmia, cioè qual è? Dare del cane? No, No, c'è sempre il cane, c'è il classico cane, la bestemmia. Beh, noi però non è, diciamo, Dio umano, perché comunque è una cosa, in teoria, che è successa nella fede, invece... Certo. No, ma perché loro credono anche loro nel Dio umano. Quindi E comunque pensano di essere inferiori. Ah, ok. Quindi comunque la bestemmia rimane uguale.
Sono molto umili questi Sì, cani, sì. oppure hanno Sono, poca fiducia in loro stessi. Che sì. sono i migliori amici dell'uomo. Ah, Quindi in quanto migliori amici pensano che l'uomo sia meglio, Eh proprio sì, per questa amicizia sincera che c'è tra di loro. cioè, è amicizia, diciamo, senza secondi fini, è Vedi? proprio pura. i cani sono effettivamente amici puri, molto più delle persone. Hai capito? 31 ottobre, il compleanno di Stefano Rapone, nato ad Halloween, come dice anche una sua celebre battuta che non dirò. 31 ottobre, presti dei soldi a una persona malata di chirurgia estetica, non la ritrovi più. Storia Questa vera. arriva un po'. È bella. No, beh, Ah, sono contento, insomma, che vi piaccia, Sì, sì. perché siete, come ho molto. detto anche a Stefano, voi siete anche persone che fate, il vostro lavoro è far ridere gli altri, quindi è sempre un giudizio più, insomma, accreditato rispetto a, non me ne voglia il pubblico che fa magari altri lavori, però. Certo, se Mannaggia, no adesso mi sto non ti distraendo. chiamavamo, se no. Chiamavamo E infatti mi era venuto il dubbio, cioè se mi chiamano sì. comunque non dico che sia proprio, però, ma neanche che gli ha fatto schifo, perché altrimenti. Se no chiamavamo un altro eh. che ci piaceva di più, invece Perché no, ne sono abbiamo usciti scelto. tanti di libri adesso. È vero. Infatti siamo rimasti noi gli unici a non aver scritto io e Tinti, che È non Secondo abbiamo vero, me però un giorno lo scriveremo. quindi Tintoria la storia, cioè, prima dal il mio punto di libro. vista e poi dal tuo punto di vista. Esatto. Raccontiamo trascriviamo queste, è un libro terribile, trascriviamo tutte Trascriviamo le tutte quante le interviste di puntate, Tintoria. che saranno, cioè, tra l'altro oramai Tintoria saranno, non lo so, 150 ore di E anche roba. questa in cui diciamo che trascriveremo questa conversazione, quindi ci sarà questo meta libro in cui diciamo in questo momento stiamo dicendo questa cosa. Pensa Bellissimo. che trip. Allora, se state leggendo il libro, andatemi a mettere follow su Instagram. Leggo l'ultima perché sennò poi le leggo tutte quante. Sì. 10 novembre. Scopri di avere il pollice verde e vai subito a comprare varie piantine da mettere in casa. Ora di sera è diventata verde anche la mano e allora chiama il tuo medico di base che ti consiglia di recarti immediatamente al pronto soccorso. Basta, devo smettere. sì, Comunque, ce ne sono molte stupide così. Queste rientrano tra quelle stupide. Ah, poi abbiamo fatto anche, cioè facevamo anche una cernita, diciamo, abbiamo cercato di metterne, cioè, non troppo uguali di fila, quindi c'è stato anche un lavoro di quel tipo, di fare una cosa anche più o meno non discontinua, insomma. beh, giusto, un ottimo lavoro, un ottimo lavoro. Quindi il libro delle giornate di merda lo trovate su Amazon. Accattatevelo perché è ottimo da avere, ottimo da regalare, ottimo prodotto. E poi sì, Passiamo, vale per tutti gli anni, vale per tutti gli anni, perché non sì, è infatti solo del forse il calendario che effettivamente sarebbe un grande device per l'anno prossimo. Cioè, non so se per il 2021 si fa in tempo, ma per il 2022 è ancora validissimo come regalo. Sì, poi c'è anche Come il regali. 29, c'è anche il 29 febbraio per gli anni bisestili e non si parla di Covid, quindi anche Bravi, giustamente. varrà anche quando finirà tutto. Basta. Giusto. Senza Senti, tempo. allora tu fai l'autore comico, cioè è inutile girarci intorno. E No, no? no, dico è inutile girarci intorno. Ok, penso che dicessi no, guarda, io sono architetto. Ah, ok, scusa, avevo capito male fino ad adesso. E allora, come mai hai deciso di fare, cioè come si finisce a fare l'autore comico? Questa è una domanda per me molto interessante, cioè come si inizia a scrivere di comicità e poi come si entra nel lavoro dell'autoraggio comico in particolare, nel tuo caso. Allora, secondo me, io dico sempre quando mi fanno questa domanda che ognuno ha la sua storia. Cioè, non che mi facciano questa domanda sempre in giro per strada, però magari quando mi capita I di podcast parlare. dove vai? No. Mi hai un po' ferito. No, mi è capitato di incontrare persone che volessero farlo e che mi chiedevano: "Ma come si fa?" E dico: "Non c'è un modo, valido per tutti." Cioè, ti posso dire la mia storia. La mia storia era di uno che aveva passione per la comicità, quindi che da piccolo guardava qualsiasi cosa di comico ci fosse
in televisione, perché all'epoca quello era l'unico media, diciamo, se non, vabbè, spettacoli teatrali, ma lì già dovevi essere un po' più grande per uscire di casa. E appassionato di questa cosa, ma non tanto da volerlo fare io sul palco, cioè o perlomeno per un discorso caratteriale non mi sentivo adatto a farlo io sul palco. Però mi piaceva scrivere, cioè mi piaceva provare a riprodurre in forma scritta quello che mi faceva ridere. E la fortuna, diciamo, è stata che mio fratello invece avesse il lato più egocentrico, e quindi lui, che ha 8 anni più di me, faceva l'attore, faceva anche il comico. Abbiamo iniziato a collaborare. Io scrivevo con lui dei testi, e quindi ho iniziato a scrivere così. Parallelamente facevo radio, cioè crescendo iniziavo a fare anche delle cose, diciamo, mie, ma quindi a scrivere per la radio è stato inizialmente. Poi a una serata di spettacolo di mio fratello, altri comici, perché poi frequentando le serate di comici, altri avevano bisogno di persone che li aiutassero a scrivere, così. Ho iniziato prevalentemente con i comici, scrivendo e aiutando i comici a scrivere i propri testi. E poi da lì mi hanno chiamato a fare il laboratorio di Zelig, perché sono di Milano, e all'epoca Zelig era la cosa più, per i comici, il punto di riferimento, e ho iniziato a collaborare con loro. Poi da lì cioè, mi hanno chiamato altri programmi, ho fatto più o meno tutti i programmi comici, a parte Made in Sud, che c'erano in giro, arrivando da lì, proprio dai comici, da passaparola di comici, quindi senza... Ho una domanda, ma qui è nato prima l'uovo o la gallina? Nel senso, tu ti sei interessato alla comicità perché c'era tuo fratello che faceva il comico e quindi poi lui, cioè, ne parlavate e quindi hai detto perché non provi a scrivere, oppure indipendentemente tu hai fatto questa cosa e poi lui si è accorto che tu scrivevi bene e quindi ti ha coinvolto? La seconda, nel senso che cioè io con lui guardavo ovviamente tutti i film che guardava, quindi guardavamo insieme, quindi da piccolo seguivo un po' quello che anche lui aveva la stessa inclinazione, quindi io andavo dietro e sentivo guardavo i film magari anche prima di quelli che avrei guardato normalmente, ecco, insomma, film che magari potevano essere per un pubblico anche più adulto. E poi lui, siccome faceva spettacoli, ho provato io a scrivergli delle cose. Dico, ma perché non dici questa cosa che secondo me fa ridere? E quindi è nata un po' così. E quindi lui effettivamente faceva ridere e diceva, sì, scrivemene altri. Ah, vedi? Pensavo Ma magari ti dice, sei arrivato tu che vuoi fare il mio mestiere. Invece no, ti ascoltava, vedi che No, è rideva, bravo. sì, gli mandavo delle cose, lui rideva e quindi diceva mandamene ancora. Poi gli facilitavo il compito perché ovviamente lui si ritrovava delle battute in più, e quindi è nata così, insomma. Senti, ma facendo l'autore, allora, nel mio caso, ma credo in tutti i casi, quando uno sale sul palco a fare i propri monologhi, all'inizio soprattutto si ritrova a fare come i comici che ha visto, cioè prima non trovi ancora una tua voce e quindi sul palco all'inizio ti comporti come i comici che hai visto, cioè io provavo a fare Chris Rock senza rendermene conto, però provo a fare un po' Chris Rock, provo a fare Louis C.K. e scrivi pure dei monologhi che nella tua testa, visto che tu ancora non sai come sei sul palco, scrivi dei monologhi come tu senti i comici parlare. Anche scrivendo succede questo, cioè all'inizio tu ti ritrovavi a scrivere, perché dici che guardavi i programmi comici, ti ritrovavi a scrivere le cose e dici questa è una roba che direbbe questo comico qua, cioè prima ancora di trovare tu le cose divertenti, e soprattutto facendo tu l'autore, questo è un problema o è un asset scrivere eventualmente cose dalla bocca di, cioè come le scriverebbe, come pensi le scriverebbe un altro comico? Allora, bella domanda. Questo, sicuramente sapersi immedesimare diventa poi un asset quando tu devi scrivere per altri, perché è fondamentale. Cioè, tu ovviamente se scrivi
Rapone, che ha un modo molto suo di dire le cose, non puoi presentargli un monologo come se fosse scritto per te, che fai le cose in maniera diversa. Quindi qui lì è fondamentale immedesimarsi. Sì, quando scrivi succede un po' la stessa cosa, quando inizi. Effettivamente sì. Cioè io mi ritrovavo all'inizio, perché è vero che io all'inizio guardavo prevalentemente cose italiane, perché la televisione era, quando ero piccolo, la televisione era l'unico mezzo che avevo. Però dopo, quando ho iniziato ad avere internet e vedevo Bill X, Carlin, questa gente qua, effettivamente mi ritrovavo a scrivere delle cose molto violente all'inizio. E lì mi sono reso conto che avevo assimilato un po' quel... Poi mettici il fatto anche che ero piccolo, quindi a 18 anni, diciamo, sei comunque un po' violento per natura, cioè cerchi di scrivere le cose più trasgressive, no? Quelle che ti sembrano più... E quindi lì sì, mi sono reso... Poi però ovviamente te ne devi accorgere, perché non può diventare quello il tuo... Cioè devi poi sviluppare un tuo stile, perché altrimenti quelle cose là, dette da uno che... Cioè a meno che tu non ti chiami Bill X a scrivere per lui, ma credo sia improbabile, per più motivi, Molto poi difficile. dovresti darle a un altro che dovrebbe essere più bravo di lui, e quindi cioè, non vale la pena, conviene fare cose più tue, più personali. Ok, questo è interessante. Quindi, però, allora, diciamo, tu hai fatto anche un lavoro d'autore proprio per comici, cioè nel senso, non solo... Cioè, se un comico che tu sai che voce ha, cioè, se tu lavori con un comico, tu quindi scrivi cose tue o cose sue? Non ho capito. Cioè, nel senso, tu scrivi, cioè, comunque cose tue, però cose tue per lui o cose tue e poi No, lui ho o capito. lei le riformula, Io scrivo quello che a mio gusto potrebbe dire quella persona, però a mio gusto. Cioè non tendo a scartare il più possibile. Poi ovviamente se devi fare se sei chiamato a lavorare in un programma dove dalla mattina per la sera devi preparare delle cose, magari poi riesci a scartare di meno e metti delle cose anche che non sono prevalentemente di tuo gusto. Però quando ho del tempo, cioè quando posso dedicarmici di più, cerco di scrivere delle cose che siano di mio gusto con il linguaggio di quel comico. Quindi non cose che direbbe lui che però a me non, che però io non direi. Ecco. Cerco di fare un mix. Anche perché secondo me così ha senso. Cioè, se io cerco di migliorare, poi insomma, senza arroganza, però nel senso, se uno ti chiede aiuto, comunque cerchi di dargli aiuto, cioè non di dargli cose che potrebbe scrivere lui, ma cose magari a cui il comico non penserebbe di suo, quindi da dargli degli spunti anche nuovi. E quindi lì, secondo me, entra in gioco poi il tuo gusto, perché se scrivi come scriverebbe lui, cioè puoi solo dargli una mano in quantità, ma non in qualità. E quindi invece è interessante anche cercare di migliorare. Poi ovviamente secondo il mio gusto, magari poi vai a vedere non gliel'ho migliorato perché magari è semplicemente uguale o magari addirittura peggiore, però si cerca di migliorare. E senti, facendo il lavoro comunque da un po' di anni, facendo il lavoro dell'autore da un po' di anni, io stando dall'altra parte della barricata, anche se poi insomma si è alleati, e venendo io esclusivamente dal mondo della stand-up, quindi un mondo dove per la stragrande maggioranza i comici si fanno si scrivono da soli monologhi, mentre invece da quello che ho capito, e correggimi assolutamente se sbaglio, nel mondo Zelig, chiamiamo il mondo Zelig con tutte anche le realtà satelliti o comunque vicine, c'era una presenza autoriale molto più forte, c'erano anche vari comici, vari autori per ogni comico. Ti sembra effettivamente che adesso che un po' la stand-up comedy sta uscendo fuori, che ci sia meno richiesta di autori comici? Cioè adesso che ai monologhisti soprattutto piace
scriversi da solo? Ti sembra che ci sia meno richieste di autori comici in un ambiente che anche sta perdendo appunto Zelig, che adesso esiste solo nella forma di Zelig TV, che neanche più quello sta su Comedy Central, non c'è più Colorado, non ci sono più quei macro contenitori. Ti sembra che ci sia questa cosa o è solo una mia percezione? No, c'è questa cosa. Cioè, secondo me è venuta un po' a mancare la figura dell'autore, quello lì, cioè quello di Zelig, quello sicuramente sta venendo a mancare, perché prima sì, quando ti approcciavi a certi circuiti, chiamiamoli, ti veniva detto come dire le cose, cioè, si tendeva a formatizzare il tutto in quel contesto, e quindi servivano proprio degli autori che conoscessero bene il contesto e che ti dicessero queste cose qua non vanno bene, cioè non puoi dirle, quindi ti cambiassero un po' quello che provavi a fare. Adesso questa figura si è un po' persa perché non si cerca più di standardizzare il comico, ma prima non è, cioè, adesso ha un'accezione negativa il standardizzare la cosa. Prima lo si è fatto perché funzionava molto, quindi la televisione è un prodotto commerciale e si cercava di vendere il prodotto in questo modo, quindi servivano degli elementi autorali che ti facessero quel lavoro lì. Come dire, adesso so, se andasse di moda il tiramisù, servono persone che sanno fare il tiramisù. Se invece da domani il tiramisù non lo mangia più nessuno, mangiano tutti la cheesecake, non servono più quelli che sanno fare il tiramisù, servono quelli che sanno fare la cheesecake. Adesso secondo me non è che non servano più autori, non servono più quegli autori lì, però gli autori servono sempre, perché comunque non si fanno quei programmi, ma se ne fanno altri, si fanno delle serie dove servono degli sceneggiatori, si fanno magari adesso ancora poco, però si sta andando di più in quel cioè si sta seguendo un po' il trend che c'è poi a livello internazionale. Se guardi all'estero gli autori ci sono, all'estero, sì, all'estero direi parecchio, però appunto in scrivono. Italia mi sembra che ancora stiamo uscendo da quella fase là e non so a che velocità stiamo entrando in un'altra fase, cioè il mezzo commerciale televisione o comunque sia quelli con cioè i mezzi coi soldi, penso pure a Netflix in Italia, non so quanto ancora stiano investendo in prodotti italiani tanto da sostituire completamente quella massa di produzione comica che c'era prima. Cioè, mi sembra No, che adesso siamo, è come dici tu, cioè adesso effettivamente siamo ancora nella parte dove si sta eliminando parte degli autori, di questi autori qua, ma non si stanno rimpiazzando con altri prodotti, quindi, cioè, non li si sta mettendo a fare altre cose perché non ci sono ancora quelle altre cose, quindi sì, cioè adesso c'è effettivamente forse meno bisogno in questo momento. Si spera che poi andando avanti Sì, questo vuol dire che tra pochi anni ci sarà un periodo d'oro, o almeno questo è quello in cui dobbiamo per forza credere tutti e tre in questo podcast. Adesso, tra l'altro, Claudio scrive in chat: siamo sicuri che siano in diretta? Per dimostrare che siamo in diretta, io cedo la parola a Stefano perché devo andare in bagno. Ah, ok. Sono le 19:39. Questo è la diretta. Io leggo delle battute calcistiche perché io ho un cognome che Stefano non lo sa perché non segui il calcio. No, infatti. Di un calciatore dell'Inter. Ah, vedi? Sì, che è della nazionale, che però ci tengo a dire non siamo parenti. Ah, ci tieni proprio perché è dell'Inter, mentre tu sei del Milan. No, io non sono tifoso. Non sono tifoso. Okay. No, giusto per rispondere a Okay. una questione di cortesia. Hai fatto bene a rispondere a questi ragazzi giovani che ci seguono e sono contenti di stare qua. Che fai a Capodanno? A Capodanno? Allora, a Capodanno io sto a casa, rispettando il DPCM, senza vedere persone, senza fare cose strane, andare a casa di altri e dormire e pernottare lì, perché poi se vai da qualcuno non puoi tornare. Devi rimanere lì. Sì. Quindi tu invece cosa? Io pure sto a casa e pernotto qui. Pernotti, Sì, abbiamo Bisogna il fare. letto.
Sì, bisogna pernottare senza dare disturbo al prossimo. E Esatto, cercando di niente. non fare troppi botti. Sì, tu fai i botti a Capodanno? Ma sì, delle scintilline comprerò. Quelle che puoi tenere in Quelle- mano e Sì, scintillano? che poi, Ah, esatto, sul balcone. sì, anch'io da piccolo usavo quelle, però mi facevano un po' paura anche da piccolo, perché poi ti arrivavano sul dito, arrivavano, no? Quindi Che le cosa? buttavo sempre prima. Parlavamo di cosa fa a Capodanno e lui dice farà le scintilline, quelle, immagino che siano Ah, quelle, sì, beh, quello è quelle top. lì. E io però anche da piccolo, dopo un po' le buttavo perché poi ti arrivavano sul dito e quindi Ma c'avevo, c'avevano il manico abbastanza lungo, no? Cioè, se le prendevi dalla boh, base, poi potevi fare i disegni nell'aria. Ma all'inizio sì, però poi poi sono a riflessi lenti. Quindi poi, cioè, quando arrivi... È tipo Frankenstein, Young Frankenstein, quando l'eremita cieco gli dà fuoco al dito che ci mette 2 minuti ad accorgersene. Capone è Esatto. uguale, prima Esatto. gli prende fuoco la mano e poi fa "Ah!" e comincia Io a ho fatto questa cosa l'altro giorno, mi sono scottato, non so se si vede, Ah, sì, ah, sì, a forma di cuore, perché guarda che cosa carina. io non sono coordinato perché non riesco a centrare la... Ecco adesso. Un Ah po', un sì, po', è un po', un vero, paio. un po'. è vero. Perché non mi sono accorto che stavo bruciando. Beh, ma Quindi dove l'avevi, cioè in che modo ti stavi avevo una bruciando? avevo una padella avevo una padella sul fuoco, io ho accostato la mano alla padella e mi sono accorto solo quando la pelle veniva via che mi stavo bruciando. Che schifo. Pazzesco. Vabbè. E quindi Ma farai queste scintilline Quindi non posso usare scintilline per i riflessi lenti e neanche i botti, ancora peggio, perché mi esploderebbero botti. le mani. quindi prendi a sassate le macchine e cosa fai? Sì, che nel mio quartiere va questa cosa qua. Infatti mi ricordo che lì c'erano ogni tanto delle macchine che prendevano fuoco, quindi Sì. Pensa. tra l'altro io ho rischiato di prendere casa di fronte a casa loro, però poi alla fine ho desistito. Siete comunque vicini, no? Sì, però era proprio cioè loro dalla finestra vedevano la finestra della casa che avevo Sì. pensato di prendere, però alla fine non l'ho più presa, anche per E questa, noi insomma, siamo rimasti giorni a guardare alla finestra aspettando che si affacciasse. che mi affacciassi, invece si affacciava una Eh. signora anziana, che non ero io. Questo Capodanno effettivamente sarà un po' strano, senza stelline, senza niente. Io penso lo farò da Arrivo, solo. Vai. Ecco fatto. Ho avuto la pessima idea di bere birra e adesso ogni tanto hai fatto un pit stop. avevo la carica che non caricava più e quindi l'ho attaccata alla corrente. Comunque dicevo, sarà effettivamente uno strano Capodanno, un po' mesto. Io penso che starò da solo a casa a guardarmi propaganda, però devo dire, mi stuzzica l'idea di farmi un Capodanno da solo, non l'ho mai fatto, che io mi ricordi, e quindi mi sparo un bel Capodanno solitario e poi il 1° gennaio vado al parco. Comunque sia, è una nuova esperienza di Capodanno. Poi ovviamente il 1° gennaio pioverà, ahimè. Questo è scontato, nel momento in cui ho deciso di fare una passeggiata salutare pioverà. Come potrebbe dire il libro di Roberto, che appunto... Esattamente. Che 1 gennaio. ricordiamo. Sei stato da solo e piove. Ma voi che rapporto avevate con i botti di Capodanno? Cioè, li amate oppure dice no, che palle, già che partono i botti? Tra l'altro quest'anno effettivamente io non ho sentito botti, E giustamente, perché... no, io invece a Natale li ho sentiti e mi sono stupito della cosa, Ma, perché dicevo: "Come mai, fanno i botti a Natale?" E invece no, giustamente solo io no. li Ah, Io perché... ho sempre avuto un bel rapporto, cioè un bel rapporto da ragazzino, ottimo rapporto, li tiravo pure, mi piacevano, li tiravo più ad Halloween, però anche a Capodanno mi piaceva. Adesso devo dire non più, non li tiro più. In zona da noi non mi pare ne tirino tanti, forse a Piazza Re di Roma. Adesso No, sto dicendo troppo in che zona abitiamo, poi tanto lo sanno tutti tanto. arrivano i fan. No, ma più che altro io mi ricordo, cioè, tipo a fine novembre già cominciavano i ragazzini a fare dei botti e quindi diceva, ah, giovani, già cominciano adesso. Invece quest'anno, giustamente,
Questo Non anche c'è quando stata eri questa. giovane, anche quando eri giovane tu. Sì, facevi già quello. quando ero giovane io dicevo, coetanei, già che cominciate a fare questa cosa. Invece quest'anno non mi è mancato, cioè ci sto pensando adesso per la prima volta, Però però non sei uno di quelli che, cioè dici a questi giovani, ma quindi tu non li esplodevi quando eri giovane anche tu. no, un po' sì, però ho sempre avuto, c'è sempre questo timore un po' del fuoco, cioè perché avevo quelli più sicuri erano i pop-up, no, che tu lanciavi Le per micettine. terra. No, che erano tipo dei piccoli spermatozoi, Spermatozoi. diciamo, Sì, sì, esatto. sì. Li lanciavi e facevano un rumore, però erano innocui, non c'era la Certo. combustione, o se c'era era una scintilla al massimo, quindi quello vabbè. Poi c'erano i mini ciccioli, quelli un po' ogni tanto li frequentavo, però sempre con un po' di I paura. ciccioli tranquilli, io penso che da bambino i miei ciccioli me li facevo scoppiare in mano, cioè se li prendi dalla Vedi? coda e li tieni così non ti succede niente. Ora, tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici non lo fate perché Non lo non ne assumo fate? responsabilità, però lo No, facevamo. no, io ho Io, sempre avuto paura. anche io invidiavo quelli che si facevano scoppiare in mano. Ma C'era un mio alla sagra amico, della castagna di San Felice d'Ocre, se non ti facevi scoppiare i mini ciccioli in mano, poi non potevi giocare a calcetto e non eri nessuno. Ma io mi eh, ricordo questa cosa che c'era un mio compagno delle medie che io stavo dalle suore e aveva questo minicicciolo in mano acceso a ore di ricreazione. La suora stava avvicinandosi, quindi lui anziché buttarlo a terra magari e poi eventualmente schiacciarlo con la scarpa per non far sentire il rumore, lo tenne in mano e gli scoppiò in mano. E però lui stoicamente non disse niente, poi disse guarda che ho fatto, io per non farmi scoprire ho fatto, vedi c'ho tutta la mano però io potevi buttarlo per terra e coprirlo, invece no, lui ha fatto il Eroe. matto e comunque cioè, si è fatto male per nulla, per cui niente, questa è la mia storia di Capodanno. me Noi avevano... facevamo... Vai, vai Roberto, scusami. No, dicevo che secondo me i tuoi coetanei erano un po' più stupidi. Può essere. Noi facevamo, a proposito di cose stupide, anche con i Magnum o gli Zeus, che invece sono quelli un po' più importanti. Cioè, io diciamo l'ordine nella mia testa è miniciccioli, Rowdy e poi... Ah, non è eh, uguale Rowdy e Magnum, io pensavo fossero uguali. no, i Rowdy sono quelli un po' più piccoli, di solito gialli, mentre i Magnum o gli Zeus o i Mephisto sono quelli più grossi, se non Rossi. ricordo male. Esatto. Ah, io E noi pensavo fossero i facciamo, Rowdy. noi per Vabbè. farli esplodere in aria, li accendevamo, tiravamo il primo, contavamo quanto ci metteva ad esplodere e quindi poi per farli esplodere in aria tipo lo accendevi, se ci metteva 5 secondi contavi fino a 3 col Mefisto in mano e poi lo tiravi in aria. Una stronzata, perché non so se col Mefisto ci perdi un dito, però bene non ti fa. Cioè magari il dito ti rimane però per 2 e per 3, mettiamola così. E invece sono diventato grande fan delle batterie di fuochi d'artificio, quelle proprio illegali, se mi passa il termine, napoletane, che sono molto, molto pericolose, però uno spettacolo, cioè non so dove si comprano, non credo siano legali, però sono spettacolari, cioè le metti là e partono questi, ti sembra che sei tu quello della sagra di paese, finalmente, non sei più il bambino che ammira, ma sei il fuochista. Che ammiravi tanto da piccolo, dici un giorno sarò Esatto, è come un lui. bellissimo momento, sei diventato il fuochista a costo della sicurezza tua e dei tuoi cari, però insomma è una bella sensazione. Ma facevate anche la cosa di mettere, che so, un Magnum o un minicicciolo sulla cacca e poi Sì, scappare? sì, Vedi? Certamente. quello sì. La Quello no, cacca, no, non la niente. nostra, cioè non la Eh, mia. No, no, Difficilmente. quella dei cani di prima. Migliori amici, anche lì si prestavano a queste Si cose. Prego, prestavano, si fai delle sforzavano mie feci, di esatto. defecare pur di fartela poi esplodere. Di solito in quella secca non la mettevamo. Sì, sì, sì. No, loro ingoiavano i petardi e la facevano con dentro già poi dopo abbiamo capito che si poteva mettere dopo e quindi i cani l'hanno Ingoiavano i apprezzato. petardi accesi e poi in gran Sì, fretta dovevano... facevano questa cosa. Poi dopo Certo.
Questo è negli anni 90, quando ancora si potevano maltrattare gli animali, adesso Sì, per fortuna non si può più fare. no. Che si prestavano comunque in Però quanto per quanto mi umili. riguarda, se volete tirare 2 rowdy su un gatto questo Capodanno, potete pure mandarmi il video, lo ricondivido su No, Tintoria. no, poveri Anche gatti. perché adesso la cacca si raccoglie, quindi No. se c'è il petardo dentro, poi comunque ti scoppia in mano e ritorniamo alle prodezze di Daniele Tinti. Sì. Sì, esatto, esattamente, le prodezze furbissime. Comunque ci tengo a dire, se qualcuno veramente tira un raudo su un gatto questo Capodanno, lo odio, quindi non lo fate, non lo fate. Bene. Perché poi, capito, poi mi mandano il video di sto gatto mutilato da un raudo e io devo stare male tutta la vita. Poi lo adotto, che comunque sia non sarebbe male. Non sarebbe male. E va bene, allora mi ero preparato delle domande che però non mi sono scritto e quindi non me le ricordo, però direi che possiamo passare un po' alle domande dal pubblico, quindi invito intanto le persone in chat a scrivere domande per Roberto, anche se prima uno ne aveva fatta una che Sì. hai mai tenuto o pensato di tenere un workshop di scrittura comica? No, me l'hanno anche chiesto, ma cioè non Che ne sono pensi anche dei workshop? ma non penso male in generale. Cioè, secondo me, se si incontra la domanda con l'offerta, nel senso è utile a tutti. Quindi se c'è chi crede di dover frequentare un workshop per imparare qualcosa, è giusto che ci sia qualcuno che glielo possa fare. Però io non mi sento tanto, cioè non è tanto il mio, cioè è proprio una cosa che non mi va tanto di fare a me, cioè come quanto mi Quindi riguarda. neanche di insegnare, non senti il bisogno di condividere quello che hai imparato in tanti anni? Ma sì, cioè, non però da insegnante, cioè credo di farlo già con il mio lavoro di autore, aiutando i comici, però proprio tenere dei corsi è una cosa mia, credo, cioè io sono anche una persona abbastanza pigra, quindi da pensare di andare davanti a una classe e non sono neanche molto così estroverso, quindi non so, probabilmente anche il ruolo di insegnante davanti a una classe mi intimidisce un po'. Senti, allora però c'ho io una domanda. Quindi secondo te un comico, qual è il percorso ideale, cioè di un comico, e com'era prima, se è cambiato il percorso di un comico? Cioè, allora, noi abbiamo tutti iniziato facendo open mic, quindi siamo andati là col nostro monologo scritto, ci siamo lanciati sul palco, andava bene, andava male, l'abbiamo cambiato, abbiamo rifatto. Secondo te è quello il percorso giusto, o ci sono persone per cui sarebbe invece meglio che prima di salire sul palco arriva uno e ti fa guarda che così non vai da nessuna parte? Guarda, forse tempo fa pensavo di sì. Cioè, ero più per dire: "Vabbè, se questo non lo sa fare, è inutile", cioè c'è bisogno che qualcuno gli dica non farlo. Però in realtà, basta già il pubblico per fare questa cosa. Cioè se tu vai, cioè sei masochista se dopo un po' che vedi che la cosa non funziona, continui a farlo. Tra Quindi l'altro, secondo me il metodo migliore è questo qua, sempre. Provarci e provare a migliorarsi facendolo, senza troppi. Infatti io tendo anche a non dare consigli. Non so se, cioè, l'avete probabilmente anche notato, cioè non è difficile che io vada da qualcuno a dire fai questa cosa, secondo me devi fare, se non è richiesta, perché ognuno secondo me deve avere il suo percorso, il suo si rischia anche di influenzare troppo, poi non sai in che momento prendi il comico quando gli dici questa cosa, in che percorso, a che punto del percorso tu gli dici questa cosa, potrebbe anche a volte danneggiarlo, e dire una cosa, dare un consiglio sbagliato nel momento sbagliato. Quindi se poi invece una persona te lo chiede, è ottimo darli, però anche sì, no. è vero che in alcuni momenti quando si impara a stare sul palco, a scrivere, ci sono dei consigli che comunque sia
non capisci, cioè pure un consiglio buono dato, che ti viene dato troppo presto, non lo capisci, non lo recepisci. A me è successo, cioè, di aver ricevuto buoni consigli e averci messo 2 anni a capire che erano buoni consigli e non delle stronzate da trattare con superficialità. Però vedi, alla fine l'hai capito da solo. Sì, quello è vero. E poi tra l'altro però una cosa interessante è che, e questo secondo me depone un po' a favore dei laboratori fatti, io non sono un gran laboratorista, sono più scuola open mic perché quella è la strada che ho fatto io semplicemente. Però una cosa che depone a favore del laboratorio è che un sacco di volte ho visto persone che non accettano che quello che stanno facendo non fa ridere, lo devono cambiare. E proprio tante, cioè l'ho visto succedere, ma proprio tante volte di persone che fanno un monologo, non fa ridere, lo rifanno, non fa ridere, lo rifanno, non fa ridere. A un certo punto ti verrebbe a dirgli: scusa, ma se sta cosa non ha mai fatto ridere, non ti va di cambiarla? E invece il laboratorio, da questo punto di vista, se nel momento in cui c'è un maestro, un istruttore nel corso di sci, però una persona a cui comunque sia ti stai affidando, quella è in grado di dirti: guarda, forse sta cosa cambiala. Quindi ecco, questo forse è il vantaggio del laboratorio. Nel Sì, momento in cui quello è vero. Mm. Quello è vero. Sì, a volte ci si incaponisce su delle cose e si ha bisogno di qualcuno che ti faccia uscire dalla tua bolla, diciamo. Però spesso chi è bravo non incappa meno in questa cosa, io noto. Quindi se qualcuno incappa in questa cosa troppo, probabilmente è molto indietro. Quindi sì, si può aiutare, c'è il rischio che dici tu, che magari non capisca, perché se proprio è talmente ostinato in quella cosa, magari poi non ci arriva comunque. Quindi sì, però tu dici, vabbè, tentiamoci. Comunque bene, tentiamo. No, allora questo mi apre a un'altra domanda. Secondo no, ti è mai capitato di vedere, e con quale incidenza, comici che all'inizio non erano bravi e poi invece sono diventati bravi? Perché è molto, molto, molto raro. Cioè, io per la mia breve comunque sia esperienza, perché poi stando in Italia ho visto quasi tutti quelli del movimento stand-up, che però comunque sono un po' di decine di persone, quindi non è un dato abbastanza esteso, che però quelli che erano bravi all'inizio, comunque quelli che avevano qualcosa che si vedeva all'inizio, poi chi in tempi più lunghi, chi in tempi più corti, chi in un modo, chi in un altro, sono riusciti a coltivarlo e a diventare bravi ai miei occhi, mentre chi non lo vedevo che dicevo guarda questo non c'ha proprio, non ce l'ha, poi effettivamente non ce l'aveva. Invece tu che hai visto molti più comici di me, quante volte ti è capitato di imbatterti in qualcuno che l'hai visto e hai detto questo non ce l'ha e poi invece l'hai rivisto e hai detto guarda, ha trovato? Mai. No, perché mi è capitato di trovare persone molto allo stato molto embrionale, diciamo. Però, come dici tu, si capiva che comunque c'era qualcosa su cui lavorare. Non parlo da esterno, cioè su cui la persona poteva lavorare. Quindi sì, secondo me si nota sempre, si nota da subito, ecco, non sempre. Se il comico ha qualcosa, anche solo una battuta, anche solo da una battuta si può capire che c'è un tipo di ragionamento che può portare il comico a migliorare. Non mi è mai capitato di vedere qualcuno proprio negato. Cioè, può capitare se uno magari è negato a stare sul palco, però ha delle cose da dire, allora che migliori, sì, capita, che migliori magari anche con l'applicazione, con lo studio, stando sul palco, oppure viceversa, che magari sia bravissimo sul palco e lo si aiuti a capire come indirizzare la comicità a livello testuale, questo sì. Però una delle due cose ci deve essere, cioè è difficile che proprio uno sia negato sia sul palco, sia nei testi, nei contenuti, che poi dopo esploda in qualcos'altro. Cioè, io non ne ho mai visti. Sì, è vero che è molto difficile, e però una cosa della comicità che uno non si aspetta mai è che
per quanto è brutale non far ridere, che capita a tutti, cioè nel senso ogni tanto, soprattutto all'inizio, ogni tanto capita, ma pure fosse anche la battuta, se non fai ridere per 2 minuti su 5, cioè muori dentro, è una delle sensazioni più brutte che io abbia mai provato. Però le persone che invece non è una colpa, che non fanno ridere sul palco, quanto si riescano a incaponire per anni e tornare lì e tornare a non far ridere, questo lo trovo quasi bello per quanto è tragico. Adesso chiaramente senza fare nomi, però ne conosciamo tanti che anche solo nel circuito romano, che li vedi ogni tanto che tornano alle serate e dici: zio, tu sei ancora qua e io ti ammiro tantissimo, e poi il risultato è sempre quello, e quella è una cosa che mi ha lasciato sempre basito di quanto la gente poi torni a fare una cosa straziante. Non so... Sì, quello sì, ce lo si chiede, però io a volte quando mi succede mi chiedo, magari sono io che non, magari questa cosa non è per me, ed è per qualcuno. È un pensiero molto salutare e nobile, però in certi casi non è così, cioè in certi casi non sei tu, in certi casi in certi casi è proprio così, però lì secondo me è un vizio, come ci sono tanti vizi, cioè come quello che è il vizio del fumo, quell'altro che è il vizio. Ci sono alcune persone che hanno questo vizio e fanno fatica a toglierselo. Dell'arte in genere, secondo me non succede solo con la comicità, ci sono tanti artisti che esercitano un'arte che però non ha successo, eppure continuano a farla per tutta la vita. Qui ci vorrebbe uno psicologo, perché secondo me una cosa non è solo nella comicità, ci sono pittori che fanno quadri bruttissimi e vanno avanti tutta la vita, ci sono scrittori, continuano a autopubblicarsi, questo era anche il mio timore, e pubblicano cose sempre bruttissime, continuano così tutta la vita nella speranza che succeda qualcosa. Non so. Magari c'è una nicchia che comunque li incoraggia da qualche parte, cioè magari qualcuno che le cose o che ride delle battute brutte o che compra un libro brutto e dice questo libro mi è piaciuto, magari sono pazzi anche loro, però forse qualcuno che alimenta questa... Qualcuno che se li scopa, questo stai dicendo? Forse sì. Artisticamente però, anche. Forse sì, e per lì rientra secondo me anche... Infatti tutti questi discorsi che abbiamo fatto, se io noto che qualcuno è... Però come noi notiamo magari che qualcuno possa avere una scintilla, qualcosa e poi diventare bravo, qualcuno può notarlo sbagliandosi e quindi incoraggiando laddove non andrebbe incoraggiato. Che poi anche lì è tutto relativo, cioè sbagliandosi... Perché c'è chi lo dice? Io sono molto filosofico in questo, penso sempre che comunque ci sia una ragione per tutto. Dico, se qualcuno va avanti e qualcuno gli dice di andare avanti, facciano. E poi non mi piace mai smontare le cose, ma anche per una questione di codardia si dice. Questo tra l'altro non voglio avere sulla coscienza persone che smettono per colpa mia. Questo mi trovi totalmente empatico verso questa sensazione, io pure non riesco a dire. Questo ci collega anche a un'altra domanda che ci hanno appena fatto: se qualche vostro collega perdesse un po' della sua carica comica, glielo fareste notare? Adesso formulata così non so come si perde la carica comica, però insomma io per esempio sono una persona che faccio una fatica immonda a dire a qualcuno che il pezzo che ha fatto non mi piace o mi piace meno di altri suoi pezzi. Faccio una grandissima, a meno che non sia proprio una cosa, cioè non siamo proprio in buoni rapporti e non sei di ottimo umore mentre ne stiamo parlando, io faccio una grandissima fatica. Stefano per esempio poi potrà confermare, è molto più bravo di me in questo a dire che qualcosa non mi fa ridere. No, in generale, cioè, se ci confrontiamo prima, per dire, è proprio cioè, se ci conosciamo così, generalmente ci confrontiamo prima sul pezzo da fare, e se ci sono delle perplessità ce le diciamo generalmente, cioè perché comunque è un momento in cui tu dici che ne pensi, e tu mi puoi dire sì, carina, oppure questa non mi convince, però provala, e poi dopo la provi e vedi se va, però più o meno così. E invece da autore,
che il tuo lavoro è proprio dire questo, immagino anche. Quanto è difficile? Cioè, quanto che a un certo punto arriva il come e fa, oh, senti che ho scritto, e tu lo devi guardare negli occhi e dire, questo non mi fa ridere. Non è An facile. no, non è facile. Anche lì io tendo a lavorare comunque con persone con cui si arriva a uno scambio, quindi dire le cose non diventa tragico. Cioè è difficile che io arrivi a dire una cosa del genere a una persona con cui ho appena iniziato a lavorare, però ci si può arrivare. Cioè se si sviluppa una confidenza lavorativa, a volte anche umana, ma a volte anche semplicemente lavorativa, tale per cui poi comunque la cosa gli va detta e quindi la si dice. Però cioè io cerco di creare un rapporto tale per cui è chiaro a tutti e due che la cosa si dice per un fine comune, che è quello di fare una cosa bella. Però sì, non è facile. Non è facile. Quelli con cui proprio non riesco a interagire perché magari siamo diametralmente opposti, non ci lavoro. Cioè a volte è più semplice non lavorare con delle persone con cui non ti ci trovi e dovresti stare sempre a dire questa cosa non mi piace, questa cosa non mi piace. Si fa prima non lavorare insieme e basta. Secondo me è più utile a tutti che magari uno si trovi. Infatti autore e comico si devono anche trovare dal punto di vista... Cioè, magari uno stesso autore bravo può non andare bene per un comico perché non sono sulla stessa linea. Infatti ci chiedono come è stato lavorare con Battista e com'è lavorare con stili molto diversi dal proprio. Battista è un battitore libero, solitario, quindi lui non lo puoi imbrigliare in qualche cosa, cioè lui deve decidere. Non puoi fermare il vento con le mani. Sì. Quindi noi lavoravamo con lui, creavamo il format attorno a lui, diciamo, però non si andava a dirgli questo monologo fallo in un modo o in un altro, cioè i monologhi erano i suoi monologhi, magari ci si parlava e si diceva potresti affrontare questo argomento, quest'altro, però ecco lì dipende molto, cioè anche i comici non sono tutti uguali, c'è chi è disposto a collaborare di più, ovvio che anche Battista se gli dici qualcosa che lo fa ridere, è una persona intelligente, prende quello che può piacergli, però lo deve fare suo. Non capita che Battista dica cose che gli hanno scritto altri. Il format, in realtà Battista è anche difficile farlo stare in un format, però poi era contento insomma di fare Battistology, stiamo parlando, il format di Comedy Central. Grande. Anche lui, tra l'altro, di zona. Esatto, vicino di casa. La comicità si fa tutta in questo quartiere qua. Questo non è assolutamente vero, ma ci piace ripeterlo. Senti, siamo arrivati a un momento fisso del podcast e sono molto curioso di farti questa domanda perché non ho la minima idea di quale possa essere la risposta. Tintoria sai che è il podcast della legalizzazione, quindi io prima chiedevo a ogni ospite cosa ne pensasse della legalizzazione delle droghe leggere, ma questa domanda non mi dava soddisfazione perché ricevo quasi sempre la stessa risposta da tutti. Quindi la domanda che ho iniziato a fare è: che rapporto hai, se ce l'hai, con la marijuana, o anche se ce l'hai avuto in passato, e se ce l'hai o se ce l'hai avuto, che rapporto c'è o c'è stato tra la marijuana e la creatività, secondo te? Puoi rispondere anche no comment, non mi va di parlare di queste cose, ovviamente. No, vabbè. No, io non mi sono mai drogato di nessuna droga, quindi marijuana compresa, neanche mai provato. Però ho sempre avuto gente che pensava che io fossi un drogato attorno a me. Quindi che mi diceva, ah, tu scrivi queste cose perché chissà cosa hai fumato. Nulla, in realtà nulla. Ma non perché avessi cioè, non sono contrario alle persone che lo fanno, però semplicemente io non sono portato a questo, cioè bevo anche poco, sono così. No? Nonostante, se non sbaglio, tu hai una casa vicino al boschetto di Rogoredo, se non ricordo male. Sì, no? Vedi? sì, io ho una casa vicino a Milano, vicino al boschetto di Rogoredo, questo parco noto per lo spaccio.
E ci passo sempre, vedo sempre questi... Sì, mi hanno sempre fatto un po' paura proprio, però stiamo parlando ho fatto sempre un po' paura a certi ambienti, avevo paura sono un po' vigliacco, ho sempre paura di prenderle da chi si droga, di prendere delle botte, di essere rapinato, cioè è il mondo della malavita mi spaventa, quindi anche prendere delle droghe. Il mondo È della giusto, droga. effettivamente. Il mondo della droga. Però no, così sembro adesso non sono un prete, i miei amici i miei compagni delle superiori fumavano le canne anche vicino a me, non vicino a me apposta. Fumavano le canne, ma io non ero attratto da questa cosa. Va Però bene, grazie mille. credo che ci siano persone che hanno anche vantaggio artisticamente dalla droga. Quindi ben Sì, venga. penso anch'io che la marijuana possa dare... Ci sono anche brave persone che si fumano le canne, diciamola questa cosa. Assolutamente, Perché assolutamente. la gente pensa che non sono tutti dei poco di buono, invece no, No, ma adesso il discorso era un po' tra il serio e il faceto. Io sicuramente non siamo... No, la ad uno droga è però che bella, è bella e sana. il podcast dove dobbiamo sottolineare che pensiamo che ci sono anche persone per bene che si fanno le canne, mentre è iniziato come il podcast di un fattone, perché poi non tutti, però alcuni, possiamo dire la maggior parte, la metà, diciamo, metà la e metà. metà, diciamo, Così. Rapone dichiara il 50% di chi si fa le canne sono brave persone. Sì. Io dico anche di più, però è vero la cosa che diceva Roberto, che effettivamente nel mondo delle droghe, anche quelle leggere, c'è un'entropia che nel mondo non della droga non c'è, semplicemente perché tu stai facendo del commercio di una sostanza illegale che tu non dovresti comprare, quello non ti dovrebbe vendere, quindi non c'è nessuna garanzia di legalità. Comunque sia, è più facile che ti trovi in situazioni quantomeno curiose comprando anche droghe leggere piuttosto che comprando il pane dal fornaio, questo è sicuro. Sì, poi io vengo dalla periferia, che quindi se eri drogato eri una cattiva persona. Poi dopo, crescendo, ho imparato che non è così. Però, diciamo, quello è stato un po' il mio background. Quindi dovevo scegliere se stare con i drogati o contro. Quindi hai scelto contro, hai Ho scelto il scelto bene, hai contro. scelto Poi la luce. dopo la vita mi ha portato a essere con. Ma vi ricordate quel cartone animato dove c'erano tipo Bugs Bunny, Winnie the Pooh, tutti c'erano, qua, tutti uniti contro la droga. No, non me lo ricordo. Credo che tu lo abbia sognato. No, io me lo ricordo, era bello, c'era questo che si drogava e tutti questi cartoni animati attivamente si coalizzavano per fermarlo e farlo smettere di drogare e mi pare forse ci riuscissero anche. Beh, Ed mi era piace Daniele pensare di Tinti, sì. Questa persona era Daniele Tinti. C'era anche vedi? C'era Michelangelo, mi ricordo, dei Tartarughe Ninja, ci dicono nei Ma commenti. è molto bello se per farlo smettere di drogarsi lo pestassero a sangue. Boom, boom, Sì, boom. perché tipo il cattivo era del fumo proprio, mi pare. Era un fumo cattivo. Ma che dici? Eh, Ma era fatto effettivamente ma era tipo un cartone finto o no, cioè no, è un sponsor da Warner cartone... Bros? Ma no, era visto perché c'erano sia Warner Bros. Ma anche Disney, anche Tartarughe Ninja, c'erano un po' tutti. E, e quindi facevano questa cosa che salvavano questo giovane. Poi non so se addirittura non erano le canne, ma forse era teoricamente all'inizio le siringhe, diciamo così, Ah, ok, l'eroina. certo. E poi però c'era questo cattivo che era il fumo, quindi un po' tutto, diciamo, no? Droghe leggere, droghe pesanti, alla fine era un po' Quando tutto. nella macro parola droga si buttavano dentro le siringhe e le canne Sì, come sì, se sì. fossero la stessa cosa. Infatti qua mi scrivono: il vostro ospite è in evidente difficoltà dialettica sul tema della cannabis e se usa ancora una volta droga, così rischiate di finire in un video celebrativo di Salvini. Hai visto? Questo però è il nostro obiettivo. Ti ho fatto fare brutta figura. Aspetta. Vediamo se riesco a metterlo qua, quel cartone. O ci bannano. No, Non lo so, perché stando su YouTube, se trovo una cosa che sta su YouTube e la giriamo su YouTube, non so come funzioni. perché su YouTube c'è tutto. Ma dici qua tra i commenti? O lo vuoi che adesso lo mandiamo così? Forse lo riesco a mandare da qui. Vediamo se...
Vediamo se ce la fai, che poi fra poco dobbiamo staccare, più che altro perché io e Rapone Sì. abbiamo anche questa notizia. Questa sera, se state sentendo, guardando la puntata in diretta, siamo Aspetta, se mi dai l'ok lo posso mettere intanto, se mi forse devi eccolo. Aspetta. Eccolo. Sono 2 minuti. Siamo in diretta sul Twitch di Asmodee Italia a giocare a Dungeons and Dragons. Ecco qua. Senza audio lo metto, ecco. Ci strikano per copyright. Dici? Così ci dicono. Beh, però questo lo permette, come si chiama? StreamYard, ma StreamYard permette un sacco di cose che poi non... sta su YouTube. Non lo so, così mi hanno scritto in chat, audio. di tutto quello che scrivono in chat. Comunque invitiamo tutte le persone ad andarla a vedere, soprattutto guarda, vedere. Effettivamente quel ragazzo sono io quando ancora avevo i capelli. Per cui ci stanno un po' tutti, vedi, c'è anche tra un po' ci sarò anch'io, secondo me, in mezzo a quello. Tra un po' c'è? Dopo queste esternazioni ci sarò anch'io in mezzo a quelli a combattere la droga. Capito? Vedi, allora vedi che è un tizio fatto di fumo, capito? Quindi sì, adesso lo togliamo perché sennò era arrivato Michelangelo adesso. Era arrivato Michelangelo, che salutiamo, grande artista. Va bene, Roberto, grazie mille. La puntata è letteralmente volata, mi è piaciuta un sacco. Invito tutti quanti a comprare il libro delle giornate di merda su Amazon, che possiamo vedere adesso in video. Mi pare che ci siamo detti tutto. Grazie mille, Roberto. Grazie a te, grazie a voi. Grazie. Ti auguro già un buon anno, visto che è il 29 dicembre, insomma, ci siamo. Ci faremo gli auguri. Se non ci sentiamo, tanti auguri. Tanti auguri. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato alla diretta, ringrazio tutte le persone che la stanno sentendo, guardando non in diretta. Buon anno a tutti, buon anno a tutte, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.